Le dico la verità, ho visto dei titoli di agenzia, non conosco approfonditamente la notizia, dico sempre fiducia nella magistratura, cioè si indaghi, si faccia chiarezza, i processi si fanno nei tribunali e staremo a vedere che evoluzione ci sarà. Certo è che non è un bel segnale, questo è poco ma sicuro, non è un bel segnale, ma l'aspetto positivo di questa vicenda è che abbiamo una magistratura che è sul pezzo, che indaga e quando c'è qualcosa di illegale lo segnala e poi ovviamente persegue gli eventuali responsabili. Io penso una cosa, che le intercettazioni siano uno strumento di indagine che debba essere assolutamente autorizzato, ci mancherebbe. Glielo dico per vicenda personale, il problema non è che mi intercettano o ci intercettano, il problema è l'uso che si fa delle intercettazioni. Questa è la vera partita, perché sinceramente penso che non ci siano cittadini che come si può dire, siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con, diciamo, con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare, diciamo, degli illeciti, delle illegalità. Quindi sia le intercettazioni, ma sicuramente a rivedere tutta la modalità e la diffusione e il fatto che qualcuno possa arrivare ad avere i testi e diffonderli. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella. Per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione.